Università di Genova. Trovo che un corso di economia e management nel settore marittimo sia il minimo che una città come Genova e un sistema portuale come quello integrato di Genova-Savona possano fare. Io, come ha detto benissimo chi ha parlato prima, sono un operatore, quindi sono quello che gli inglesi dicono un practitioner. Voi qui siete in un ambiente universitario, accademico, dove avete imparato e state ancora imparando, se ci fossero ulteriori sviluppi, come dottorati, metodi, strumenti di ricerca. Siete quindi in un ambiente più rigoroso dal punto di vista concettuale e intellettuale, ed è quello che vi consentirà nella vita di conseguire importanti risultati applicando metodi, tecnologie che io oramai sono un brontosauro, voi avete la fortuna di avere imparato cose nuove. Sarà un racconto, una carrellata, io spero di riuscire a interessarvi, a stimolarvi, rappresentandovi quello che sta succedendo in un settore incredibilmente alla frontiera, come quello dello shipping. Quindi io la prima cosa che vi dico è che a mio parere voi siete tutti molto fortunati, perché siete in un momento, in una congiuntura economica e temporale estremamente fortunata. Iniziamo, può scorrere, da alcuni concetti per voi banali: economia di scala, capacità, traffici, profitti. Partiamo da un dato assolutamente quasi aneddotico, che conoscete tutti, si chiama gigantismo navale. Noi nel 2000 avevamo navi da 8.000 TIO, oggi scalano l'Europa, il mondo, il Far East, navi che arrivano fino a 22.000 TIO. Questo fenomeno pone una serie di problemi anche drammatici a tutta la filiera dello shipping. Innanzitutto c'è un problema di aumento della capacità complessiva del trasporto marittimo, cioè noi abbiamo continue navi in ordinazione, i cantieri scoppiano, fortunatamente anche i cantieri che lavorano a Genova come Fincantieri. Aumenta incredibilmente la cosiddetta capacità di stiva, domanda e offerta. Abbiamo avuto, soprattutto in anni recenti, una riduzione dei noli marittimi con un impatto immediato sugli armatori, fallimenti anche significativi. L'ultimo, Angie, ha colpito anche queste città con alcuni occupati, ma e con tensioni quasi ovunque. Fortunatamente 2016-2017 la domanda è tornata a essere superiore all'offerta, nel 2018 ci aspettiamo un momento di nuovo di stasi con l'offerta che tende a crescere. Tuttavia questo tema molto delicato, che voi avrete letto sui giornali anche ultimamente, è ricorrente, no? C'è un eccesso di capacità di stiva, su alcune rotte c'è di più, su altre c'è meno. Per voi che siete ancora nell'ambiente accademico è molto importante che voi consultiate oramai su internet, ci sono degli operatori molto sofisticati che fanno indagini continuamente aggiornate sull'andamento di queste variabili. Ed è importante che voi acquistiate una sensibilità che va più nel particolare a ragionare a livello mondiale di eccesso di capacità di stiva. Può voler dire poco, possiamo avere rotte come Asia-Europa in cui il limite di capacità, la saturazione, picchia di più, altre rotte in cui incide di meno. Fortunatamente comunque i noli marittimi recentemente sono andati meglio, nella prima parte dell'anno meglio, nella seconda un po' meno bene, ma globalmente stanno andando meglio e questo, diciamo, ha restituito un po' di redditività per i vettori. Questa è importante, è una ginnastica che se uno ha gli strumenti giusti aiuta a capire come si muove il mercato.
piccolo riferimento a Genova. Genova con i traffici sta andando molto bene, oramai è un record ogni mese, quest'anno andremo meglio di sempre, va bene sia il settore del gateway, cioè con dei container che arrivano per essere instradati verso il nord, pianura padana, Europa, va bene anche il transshipment. Noi contiamo nell'anno di traguardare i 2.600.000 TEU, che è una misura sostanzialmente significativa. Oltre il 30%, 31,3% riguarda la rotta dal Far East all'Europa. Ho detto prima eccesso di capacità, ma non c'è solo questo. Un altro tema estremamente noto a chi come voi si occupa di economia è grande concentrazione di mercati. Se voi guardate le grandi compagnie erano 20 nel 2011, oggi sono 13, 9 di queste 13 sono federate nelle cosiddette 3 grandi alleanze tra vettori marittimi che controllano percentuali tra il 90 e il 100% del mercato, quindi stiamo parlando di grossissimi livelli di concentrazione. Le prime 4 compagnie più del 50% del mercato. Se esistesse un antitrust mondiale saremmo molto probabilmente vicini a qualche forma di stop o di allerta su questi livelli di concentrazione. Le ricadute di questo livello di concentrazione sono varie. Io quindi ve ne ho citate 2. La prima che è di natura proprio complessiva globale. Aumentano i costi complessivi, cioè noi abbiamo le grandi navi, abbiamo grandi concentrazioni. Questo consente ai grandi vettori di dettare i tempi degli investimenti pubblici, le autorità del sistema portuale, i trasportatori, e privati, lo vedremo tra poco, i terminalisti, per adeguarsi a questo doppio potere di mercato. Fisico, le grandi navi, economico, sono operatori pochi e molto con un grande potere di mercato. La diminuzione dei costi, diciamo, che hanno le compagnie marittime per ad esempio evidenti compagnie di scala, tendenzialmente rischiano di non essere compensati per l'aumento di costi che a livello globale hanno gli altri operatori della filiera, terminalisti, autorità portuali, trasporti e logistica. Questo ovviamente è un tema, come dicevo prima, globale, quasi istituzionale, proprio da policy maker, perché gli operatori ovviamente perseguono i loro obiettivi, ma è un tema che chi si occupa, se un domani qualcuno di voi finirà a lavorare per qualche governo, per qualche organizzazione internazionale, questo è un tema che bisogna porsi, perché l'altra angolatura che vi voglio offrire è stata quella, ad esempio, di alcuni aspetti di impatto ambientale. Cosa succede con queste navi sempre più grandi? Prendete il caso della riduzione delle emissioni, tema molto caro ai genovesi, delle navi quando sono in porto. Cosa è stato pensato, progettato, finanziato a carico dell'autorità portuale di Genova? Ad esempio l'elettrificazione delle banchine. L'elettrificazione delle banchine è un modo per diminuire le emissioni nell'aria rispetto al combustibile quando le navi stanno accese in porto. Non elimina il problema acustico che affligge gli abitanti di Trapani, ma elimina, se non altro, un problema di inquinamento dell'aria. Qual è il problema? Quando finisci questi investimenti, gli armatori ti dicono è troppo caro per noi allacciarci alla elettrificazione del banchine. La bolletta energetica per noi è troppo cara. È un problema, perché tu non stai parlando con uno yacht, con una famiglia, stai parlando con i soggetti che avevo detto prima. E quindi rincorri nuove frontiere, nuovi investimenti. Ora abbiamo l'LNG.
che è un combustibile meno inquinante, bisogna costruire i depositi, però voi capite che come noi, un ente pubblico come l'autorità portuale, è una rincorsa continua. Un secondo aspetto, che ci riguarda forse di meno come italiani, ma che a livello globale ha degli effetti sicuramente sensibili, è la rottamazione delle navi. Noi abbiamo ordinativi di navi estremamente consistenti, nuove navi, sempre più grandi, per un motivo di obsolescenza, ma anche per un motivo di, come dire, scale up, si dice, mettere in servizio le navi più grandi, sempre più navi vengono mandate in rottamazione. Dove vengono mandate in rottamazione? Mestiere difficile, altamente inquinante, non voglio addentrarmi in aspetti che leggo solo dai giornali, ma evidentemente ci possono essere anche da questo punto di vista conseguenze ambientali difficili. Chi, guardando ai privati, va molto sotto pressione? I terminalisti. Io immagino che qui siete tutti addetti ai lavori, i terminalisti sono quelli che movimentano le merci che arrivano, caricano e scaricano. Perché un conto è avere terminal, banchine, vie d'accesso pensate 30, 40, 50 anni fa per un porto, ad esempio il bacino San Pier d'Arena. Un conto è dover ospitare una 18.000 titoli. Un altro mondo su tutto. Deve avere altre banchine, altri ragaggi, altre dighe, altra capacità di piazzare, altre vie di corsa, altri treni che portano via, altre autostrade, altro tutto. Cosa succede a questi terminalisti? Aumentano i volumi, ma la redditività di molti di questi va in sofferenza. Questa è una visione complessiva a livello europeo, mondiale. Noi abbiamo situazioni molto diverse. VTE, qui il terminale che c'è da Singapore, fa utili straordinari, però complessivamente la redditività dei terminal è messa sotto pressione dal confronto con questi grandi armatori. Ci sono ovviamente questi costi diretti a cui ho fatto riferimento prima, c'è la pressione tariffaria. Parli con dei soggetti, come ho detto prima, per il costo energetico, tu contratti la tariffa con un soggetto, se questo soggetto ti può spegnere la luce in 10 minuti perché sposta 300.000 TU, capisci che la tua possibilità di negoziare è in qualche modo, non dico indebolita, ma mettiamo che è una dialettica molto vivace. E c'è un'incertezza sull'andamento della domanda, cioè non è infrequente sentire quell'armatore andava in quel porto e poi non ci va più, sposta, va da un'altra parte, quindi il terminalista deve essere, come dire, attrezzato per stimare la domanda e per coltivarsela. Morale della favola, cosa sta succedendo anche nel nostro porto? Che alcuni, figure storiche dei terminalisti, famiglie che hanno fatto anche la storia del porto di Genova, stanno aprendo a fondi di investimento, sono parzialmente acquisite da grandissimi operatori, non solo armatoriali, alcuni hanno tensioni. Quale terminalista avremo nel futuro? Verosimilmente terminalisti in grado di gestire incredibili economie di scala. Io sono stato recentemente a Singapore, a Anversa, molti di voi l'avranno fatto, resti assolutamente impressionati dalle dimensioni dei terminal, ci sono impressionati, cioè lavori veramente su volumi. Anversa, Singapore fa 9 milioni di TU, tutta Genova l'avete visto, spera di farne 2 milioni e 6. Voi dovete immaginare cosa può rendere possibile che un solo terminal movimenti quello, e terminal integrati in network globale, cioè terminal che siano integrati a livello globale con terminal un po' sparsi tutte le rotte.
La dimostrazione di questa dialettica tra terminalisti e armatori, ma anche quello che succede a valle, ci vediamo tra poco, la vedete nell'effervescenza del mercato. Noi abbiamo delle operazioni che possiamo definire di consolidamento. Ci sono alcuni terminalisti, è il caso di operazioni come Costco China Shipping, come CMA, come PM Terminals, che fanno delle operazioni di o alleanze o acquisizioni per mantenere le posizioni a carattere vagamente difensivo. Abbiamo altre operazioni che sono più strategiche, più aggressive, più dinamiche, come Hutchison Costco China Shipping di Euromax, PSA Costco CMA a Singapore, di Vado abbiamo la PM Terminal e Costco. Tutto questo vi fa capire il bisogno che il terminal sia gestito all'interno, come vi dicevo prima, di operatori in grado di combinare certezza di grandi volumi, grandi economie di scala, con grandi reti globali. Questo è quello che sta evidentemente succedendo. Qual è l'altro punto drammatico? L'automazione. Io dico drammatico perché credo che in Italia non stiamo proprio capendo cosa sta succedendo. A me è una cosa che, vi confesso, dispiace, perché penso che l'Italia da questo punto di vista avrà conseguenze non a medio-lungo, ma estremamente negative su questo fronte. Quando vado a vedere altri poli, altri terminal, nostri competitori, Genova è un grande competitore, Genova Secondo. Vedo dei livelli di automazione impressionanti. No, vabbè, soprattutto in un consesso universitario come questo non piace fare aneddotica, perché l'aneddotica, diciamo, con la scienza non ha niente a che vedere. Però visitando il terminal di APM a Shanghai, un terminal, un terminal 4 milioni di più, completamente automatizzato, ho posto il tema, in Cina sono 1,5 miliardi di persone, ho posto il tema meraviglia e apprezzamento per questo livello di automazione. Ho detto, ma noi la manodopera, no, noi cinesi siamo troppo cari, quello che facciamo fare la manodopera è viene. Ora, sentissi dire da un cinese, in un terminal completamente automatizzato, il problema della manodopera cinese è troppo cara, uno scricchiolio di fondo, voi capite che c'è. Però poi uno dice, vabbè, l'Asia è lontana, la Cina, no, torna in Europa, l'atmosfera è più accogliente, no? Vai ad Anversa e vedi un livello di automazione spintissimo. Allora, da questo punto di vista, è chiaro che noi abbiamo un trade-off. È impossibile fermare lo sviluppo della tecnologia e l'innovazione, perché vai fuori mercato, è giusto difendere. Noi europei dobbiamo difendere il mantenimento di regole ambientali, di sicurezza, negli appalti, che tutelano. Però il rischio di essere sbattuti fuori è fortissimo. Questo tema dell'automazione, ve lo segnalo, di nuovo, è un po' da public policy. Chi di voi farà management se lo porrà con strumenti di management, ovviamente, però è giusto anche avere un po' di, siamo in università, un po' di spirito da civil servant e rendersi conto che il problema occupazionale c'è. Cosa sta succedendo? E qui vado in un territorio dove vedo che questi giovani, sempre molti di loro potrebbero insegnare a me, no? Divento discente. Cosa sta succedendo nel mondo dello shipping? E a me è capitato, diciamo, finora ho parlato di armatori, essenzialmente, armatori
terminalisti, autorità di sistema portuale. Fino a lì siamo nel momento, diciamo, nella dialettica storica, no? Poi ci sono ovviamente spedizionieri, agenti marittimi, ma è il cluster tipicamente maritimo. Il problema è la catena del valore, cioè io le merci le produco, poi le trasporto, le carico scarico, le ritrasporto e le porto al distributore finale previa trasformazione, attività logistica di trasformazione. Questa è tutta la catena. Quali sono le parti pregiate della catena? Abbiamo visto che armatori e terminalisti hanno avuto delle belle difficoltà, cioè le strategie che stanno mettendo in campo sono quasi classiche, no? Si studiano i primi 2 anni della facoltà di economia, concentrazione, alleanze, politiche a vario titolo di difesa del prezzo, però vanno in tensione. Cosa succede nella catena valle guardando solo il trasporto? Il trasporto rende? Anche qui abbiamo luce e ombre. Voi sapete che è stato inaugurato il tunnel del Gottardo, fa parte di questa iniziativa, si chiama Alt Transit. Cosa hanno fatto gli svizzeri? Hanno speso 20 miliardi di franchi per trasformare le loro ferrovie che andavano su e giù, perché ci sono le montagne, pianeggianti, tutti i tunnel pianeggianti. Avere ferrovie pianeggianti vuol dire pendenze molto contenute, sagome che possono ospitare treni lunghi fino a 750 metri con pesi assiali 2000 km. Fatto questo investimento, lo hanno molto incentivato, cioè la Confederazione Elvettica dà grossissimi sussidi, ancora oggi, per l'utilizzo del treno, anche per una politica ambientale. Sussidi che però contano di ridurre da qui a 2 anni. Come questi sussidi rende l'investimento in questo momento di economia? Sto parlando di chi gestisce l'asset ferroviario. Di nuovo tensioni. La sensazione è che la parte pregiata della catena sia in chi gestisce la logistica, la trasformazione. E noi qui abbiamo alcuni soggetti su cui attiro la vostra attenzione, perché secondo me conoscete molto meglio voi di me, che sono Amazon, Alibaba o altri, che sono già entrati nel settore dello shipping, hanno già alleanze o alcune operazioni anche di carattere societario, però sembrano essere più che dei gatti, dei giaguari anche piuttosto aggressivi. Se guardate su internet e digitate Dragon Boat, vedete che questo signore qua ha delle intenzioni molto bellicose. Questo signore è entrato nel trasporto cargo aereo e ora ha una flotta di più di 200 aerei. Gente come DHL o FedEx hanno 600-800 aerei. Quindi queste persone che dominano assoluto il settore dell'e-commerce, della logistica, della distribuzione al consumatore, tendenzialmente saranno in grado, tra non molto tempo, di essere interlocutori dominanti nei confronti anche degli armatori, per tacere di quello che susciterà ad intere filiere, ad interi settori. Pensate agli spedizionieri, pensate agli agenti marittimi, quando questi soggetti avranno ottenuto ulteriori poteri di mercato. Vi garantisco che se voi andate sulla letteratura che va su internet vi impressionate dalla drammaticità della dialettica di mercato, perché sono soggetti estremamente dinamici alla frontiera del capitale umano, tecnologica, sono soggetti
100 anni avanti ad alcuni altri pezzi della catena, che sono più antiquati, che hanno un capitale umano meno sviluppato. Però siccome voi siete tutti giovani, questo è veramente il vostro futuro, dateci un occhio, perché penso che sia un aspetto molto interessante che sicuramente avrà un'influenza sul futuro. Questo è quello che succede, diciamo tra virgolette, sul mercato. Però è questo un mondo affidato unicamente agli operatori del mercato? Non lo è quasi mai sul settore economico, questa è una domanda un po' pleonastica. La risposta è no, però no 3 volte. Qui non è che vendiamo merendine nel nord-ovest. Questo è un settore dove abbiamo strategie in atto da parte di tutte le maggiori potenze mondiali. Io qui, come avete capito, un po' lo spirito di questa chiacchierata, vi ho messo alcune cose che sono spunti, non c'è ovviamente nessuna ambizione o pretesa di completezza o di capacità di interpretare qual è veramente poi tutta la politica estero-commerciale di questi paesi, ma sono alcuni stimoli che vi aiutano a collocare il tema a livello mondiale. La Cina è estremamente aggressiva, voi sapete che tutti la conoscono, la via della seta, OBOR, che è One Belt, One Road, questa duplice strategia di accesso via terra, via ferrovia, attraverso l'Euroasia o via mare, lungo le rotte del canale di Suez, attraccando in Italia i 2 porti scalanti, paiono essere solamente Genova, l'altro Trieste e Venezia, e quindi 2 rotte. Hanno creato una sorta di loro World Bank che si chiama la Asian Infrastructure Investment Bank, che se vuoi andare di nuovo sul sito, perché voi non la conoscete, vedete che è una banca come la BEI, la World Bank, dove sono rappresentati gli europei, diciamo, a tutti gli effetti un organismo multilaterale per finanziare questi investimenti. Questo è, diciamo, quello che c'è proprio a livello quasi istituzionale, strategie, grandi summit. Voi sapete che hanno fatto questo summit a Pechino, l'unico primo ministro del G7 che è andato a Pechino è stato l'italiano Gentiloni. Gli altri 6 non sono andati. Questo poi lo vediamo tra un attimo, qualcosa vi fa capire, no? Della dialettica. Cosa fanno gli operatori cinesi? Comprano terminal o addirittura interi porti nel mondo, certamente lo vogliono fare anche in Europa. L'esempio più classico è stato l'acquisizione da parte di Cosco dell'intero porto del Pireo in Grecia. Lo fanno, come dire, ad armi pari secondo logiche di mercato. Se voi guardate alcune survey empiriche, di nuovo trovate in letteratura, sono accessibili su internet abbastanza facilmente, vedete che probabilmente hanno la capacità di colpire anche sotto la cintura, perché si vedono multipli di EBITDA pagati da Costco, diciamo, fino a 3-4 volte, 15 volte in più, diciamo, la media può essere 12 applicati in Europa. Vedete che le banche cinesi finanziano progetti legati alla strategia a tassi estremamente contenuti e comunque vedete che è riconducibile a operatori cinesi la gran parte delle operazioni di merger and acquisition per un conto valore di 2,5 miliardi di dollari che sono stati compiuti recentemente. Da ultimo i cinesi, l'avrete seguita nella battaglia sanguinaria per i cantieri STX francesi, stanno entrando anche nella cantieristica. Quindi saranno in grado di costruire quelle grandi navi che sono sempre più ordinate dagli armatori
ma la possibilità e il know-how per costruirli dà un ulteriore vantaggio competitivo ai cinesi. E su questo voi sapete che c'è stata una battaglia in Europa non da poco sull'opportunità di far entrare i cinesi in questo mercato. Quindi parliamo di un soggetto, come vedete, molto aggressivo. Gli Stati Uniti, vado veloce, sono un po' più difficili da decifrare, no? Si è detto, ma Trump, l'isolamento, loro per un certo momento hanno detto noi il gigantismo no, nei nostri porti le grandi navi non devono entrare, siamo noi che dettiamo le leggi perché l'economia americana è ancora al traino, molto importante anche per il porto di Genova, i tempi di detta l'economia americana, e quindi un atteggiamento di quasi superiorità. Ma è veramente così? Forse no. L'avrete visto sui giornali, è andata anche recentemente, loro hanno innalzato il Bayonne Bridge a New York, questo ponte che costituiva per un'altezza non molto elevata un grosso ostacolo per entrare nel porto del New Jersey. Lo hanno alzato per consentire l'entrata di navi Panamax. Di nuovo è un segnale che forse questa autarchia da questo grande riposizionamento globale di grandi operatori, gli Stati Uniti non ce l'hanno. Cosa fa l'Unione Europea? L'Unione Europea, io sono anni che frequento, diciamo, un po' i luoghi istituzionali dell'Unione Europea dove si decidono, si istruiscono questi temi, è in una situazione di debolezza. Anche il fatto che vada un primo ministro dei 7 del G7 mi fa capire che una grande concertazione evidentemente non c'è. Secondo me ha fatto benissimo il primo ministro italiano ad andare, ma di fatto prendiamo atto che non c'è un'evidente strategia concordata. L'Europa politicamente quindi non sta dialogando fattivamente con queste grandi potenze che invece menano abbastanza senza tanti complimenti. Pone però un tema, lo pone in questo luogo molto tecnico che è la Euro-China Connectivity Platform, è un luogo all'interno della DG Trasporti della Commissione Europea, pone alcuni altolà ai cinesi, ad esempio, ma anche quelli che poi operano in Europa. Se tu vuoi venire qui da noi, vuoi fare investimenti infrastrutturali, vuoi comprare asset strategici, devi rispettare quei 3 pallini. Uno, devi essere coerente con le politiche trasportistiche europee. Se noi facciamo i corridoi europei, che prevedono massi, treni, e tu ti vai a comprare un porto o pensi di fare una ferrovia in un luogo che non è assolutamente contemplato, io non sono d'accordo. Per tutte le risposte sono comprati il Tirreno e stanno cercando di vedere come venire su. Però, diciamo, è un tema molto corretto, vagamente accademico, con gente come i cinesi, però è giusto. L'ho detto prima, rispetto delle norme comunitarie di sicurezza sul lavoro, ambiente a parte, e questo è giustissimo, e direi che l'Europa su questo sta tenendo, anche se poi come dire, l'Europa è grande, i paesi dell'est hanno alcuni problemi, noi ne abbiamo altri, però un fronte è la clausola di reciprocità, cioè se tu puoi comprare un terminal da me, io devo poter comprare un terminal da te, o poter fare un asset infrastrutturale o quant'altro. Ripeto, queste condizioni, poste in luoghi anche molto tecnici, poi hanno qualche problema come ho detto, come il caso ad esempio del Tirreno. L'Unione Europea ha anche un approccio che non è molto chiaro rispetto a tutti i soggetti della catena che abbiamo visto prima. Quello che ad esempio fa per le compagnie marittime, per i grandi armatori, non sembra trovare un esatto equilibrio rispetto ad esempio a quello che fa con riferimento ai porti. C'è quindi una sorta di atteggiamento vagamente accademico in cui
non sembra avere una forza politica per sedersi al tavolo e rispondere alle grandi potenze come un unico soggetto politico integrato. Ci sono alcuni aspetti ulteriori che fanno capire questa situazione. L'Unione Europea ha messo una soglia del 30% del potere di mercato degli armatori. Però quando si è trovato, ad esempio, a dover esprimere il proprio parere su un'operazione, sull'alleanza tra Maersk, MSC e CMA, che andava al di sopra di questo 30%, non avrebbe avuto sostanziali ostacoli da frapporre. Quindi una politica antitrust vera e propria l'Unione Europea non mostra di volerla attuare, con tutte le conseguenze che ha per i cinesi vedere che non c'è questa vera aggressività. Un altro tema tipicamente comunitario sono le aiuti di Stato. Cosa succede? Che sono dati in modo indifferenziato alle compagnie marittime, anche a quelle non nuove. Quindi la reciprocità la chiediamo ma non la attuiamo veramente. Gli aiuti di Stato li diamo a tutte le compagnie, anche a quelle non europee. Sono tutti segnali che vi fanno capire che l'Unione Europea, diversamente da Cina e Stati Uniti, dove magari dicono cose aggressive e sbagliate, però sono a strenua difesa di quello che loro percepiscono come un interesse nazionale, non sta dando segnali adeguati. Un altro tema molto delicato è chi fa le norme internazionali dello shipping. Questo è un tema che deve interessare molto. Queste norme vengono fatte da alcuni organismi, tipicamente l'IMO, o convenzioni internazionali come quella del BOM sull'organizzazione del NATO, o le norme comunitarie, che sono tutte caratterizzate da dominio comune denominatore, sono scarsamente cogenti. Quindi se voi sommate stati molto coesi e aggressivi con un'unione politica europea invece non molto coesa e aggressiva e un ambiente regolatorio, sia che lo prendi dall'antitrust, sia che lo prendi dagli aiuti di Stato, sia che lo metti dal livello di regolazione non estremamente cogente, capirete che il campo per chi vuole aggredire è abbastanza aperto. Mi avvio a chiudere sull'Italia. Cosa è successo in Italia nell'ultimo anno e mezzo a fronte dello scenario che vi ho ricostruito? L'Italia ha fatto una grande riforma, lo saprete tutti, nella riforma della legge 34-94, che ha avuto alcuni indubitabili vantaggi. Innanzitutto una riforma che si è calata un po' nell'ambiente che vi ho detto, no? Cioè l'Italia si è posta a dire, cioè, abbiamo 50 porti, tutti con la loro anche giustificazione, però nello scenario che vi ho appena descritto, la Germania ha 2 porti, Hamburgo e Berlino, l'Olanda ne ha uno, Rotterdam, il Belgio ne ha uno, Anversa, la Francia, uno in mezzo, Le Havre, Marsiglia, l'Italia e la Spagna, Champagne, 20, 30, 40 porti storicamente giustificati, cioè non è che siano porti, servono linee, però il problema è strategico. Nel mondo che abbiamo analizzato fino adesso, l'assetto, come dire, di mercato istituzionale e regolatore italiano aveva problemi di direzione. Cosa fa la riforma? Rivede la governance. Noi adesso abbiamo un'autorità extraportuale dove possiamo gestire. Vedo il professor Parola, che è membro del board, siamo in 5 voglio dire, riesci più o meno a gestire, in 22. Abbiamo portato a 15 l'autorità extraportuale, meglio, ma 15. Abbiamo detto 1, 2, 15, altri problemi no. C'è un giustissimo coordinamento del Ministero sui grandi investimenti. Noi non possiamo fare 6 dighe foranee. Genova può fare una foranea, 1 milione, 800 miliardi, 800 milioni di TIO. Genova, 2 milioni e 600 mila TIO, problemi significativi. Non possiamo avere uno Stato
che attraverso i suoi debiti superforti finanzia investimenti pubblici rilevanti non giustificati. E quindi il coordinamento degli investimenti ad opera della conferenza dei presidenti presso il Ministero è molto corretto in una chiave sempre strategica mondiale. E mette il faro con il piano della portualità della logistica su tutti gli elementi che abbiamo visto finora. Ci sono però alcuni aspetti ancora da migliorare. Il primo rischio di essere noioso, perché sono stato sui giornali diverse volte, no? In questi ultimi giorni, però questo qui è un corso di economia e management, no? Allora, management, ragazzi, l'ente pubblico non si può vedere. Cioè, se voi fate 2 più 2 delle cose che avevo detto finora e abbiamo uno straccio di onestà intellettuale, voi capite che i porti che vogliono tirare fuori, potete andare a visitare, andate sul sito, senza andare a visitare, guardatevi struttura di governance, ci mettete 5 minuti, vedete imprese come vanno insegnati i vostri professori qua, come vi insegnano adesso. Cioè, cosa c'è in un'impresa? C'è il Chief Financial Officer, il Chief Operation, Accounting, Marketing, IT, ma no, cioè ci sono le figure con tutti i metodi che appunto state apprendendo. Noi, ancorché cerchiamo di capirci, l'autority non deve fare il terminalista, noi abbiamo il terminalista, ma l'autority deve fare i lavori, deve promuovere il port community system, deve essere alla frontiera tecnologica, ambientale, è in un ambiente straordinariamente internazionale, quindi servono skills anche da quel punto di vista. L'ente pubblico come oggi in Italia non ha alcuna possibilità di sopravvivere in questo ambiente. Allora io dico, trasformazione in SPA è solo per dargli una natura giuridica compatibile. Il fatto di trasformare in SPA è meno del 50% di quello che occorre fare, perché le SPA in Italia, quelle pubbliche, come voi sapete, sono regolate dalla riforma Madia. Io so che qui vi sto perdendo vari ragazzi che mi ricordano Madia, però è la riforma che detta le norme sulle società pubbliche italiane. Queste norme dettagliano in misura minuziosa, precisa, come la SPA opera, come assume, come acquista le forniture, come fa i lavori. Non va bene. Bisogna derogare. Quindi SPA, deroghe, poi svolge funzioni autoritative in questo momento. Fa progetti che devono essere valutati ambientalmente, valutati dal punto di vista urbanistico. Con le attuali regole non va bene. Io ho fatto una riunione ieri mattina in authority sui tempi necessari per fare i dragaggi a Genova, una campagna di dragaggio significativa. Ovviamente una gara da alcuni milioni. Occorrono 300 giorni per aggiudicare. Un lavoro preciso, non va bene. Voi siete il futuro, siete giovani, dovete spingere, dovete assolutamente far capire, lo farete girando il mondo, i vostri amici, quando girerete negli atenei, quando andrete a lavorare in giro, quando li ospiterete qui a Genova nei corsi, ci contaminerete, dovete spiegare che queste sono condizioni inaccettabili. Punto. Va spiegato. Genova ci rimette molto degli altri, perché Genova è il primo porto del paese e se voi guardate quello che succede in altri settori, pure in Italia, le cose vanno bene. Il primo aeroporto del paese
paese è Roma-Fiumicino, oltre 40 milioni di passeggeri. Fiumicino è gestito da una SPA del gruppo Atlantico, così va bene, non un ente pubblico. Questo è un punto, ci tenevo a stressarlo perché penso che sia un luogo voce arrivati dai metodi, però è un modo più bello di arrivarci. Voi dovete spiegare che per mettere in pratica quello che vanno insegnato i vostri professori non si può essere costretti a seguire procedure, regole che ancorché improntate al pubblico interesse ci condannano a uno svantaggio. L'ho detto anche in un'intervista ieri. Questo non deve assolutamente dire che diventa un viaggio di una spa autonomo per il mondo a riciclare denaro sporco di narcotrafficanti. Ma noi teniamoci un bel controllo della Corte annuale, severo, sulla spesa pubblica di questa spa, però che sia dinamico. Il secondo punto, che ho finito, è il piano regolatore portuale. Noi avevamo una disciplina precedente e se non altro chiudeva la questione dell'approvazione del piano regolatore portuale tra regione, autorità, comune e regione. Adesso ci troviamo un'approvazione ministeriale. Così come ho difeso, perché è molto giusto il fatto di avere opportunamente degli investimenti strategici a livello centrale, così trovo assolutamente contrario a ogni teoria di federalismo fiscale, ogni teoria. L'idea che un piano regolatore degli spazi urbani non possa essere risolto, con un passaggio ulteriore ministeriale, già i piani regolatori non vedevano luce prima. Adesso con questo ulteriore passaggio mi sembra veramente. L'ultimo punto l'avevo già accennato, era quello degli investimenti. Scusate che sono stato un po' lungo, spero di non essere stato estremamente ignoro su alcuni aspetti, però ci tenevo a darvi una carrellata a stimoli per le vostre attività future, per cui auguro a tutti voi successi più grandi, ringraziando sempre